Salve a tutti, in questa breve pillola di storia vi voglio parlare della marcia su Roma, giacché quest'anno, il 28 ottobre 2022, ricorre il suo primo centenario. Questa data è importante ricordarla in quanto è una data che ha cambiato la storia d'Italia, assolutamente. Mussolini, prima della marcia, nei giorni precedenti la marcia su Roma, ebbe a dire esattamente queste parole alle camicie nere. Il fascismo non andrà al governo passando dalla porta di servizio, ma ci daranno il governo oppure ce lo prenderemo marciando su Roma. E alla fine così avvenne. La marcia su Roma la possiamo identificare, definire come una manifestazione di carattere eversivo organizzato dal Partito Nazionalfascista, il cui acronimo era il PNF. Esattamente la marcia iniziò la mattina del 28 ottobre per terminare il giorno 30 ottobre 1922. Questa marcia, era volta ad effettuare un colpo di Stato o perlomeno ad esibire i muscoli, a fare cioè una pressione, esercitare una pressione paramilitare che favorisse l'ascesa di Mussolini al governo. Mussolini in quel periodo adottava una politica che possiamo definire, ed è stata definita, quella del doppio binario, ovvero combinava la pratica squadrista con il compromesso politico. Alla fine fu attuata una sorta di rivoluzione, tra virgolette, conservatrice, dalle forme semi-legali. Vediamo questo squadrismo, che fu utilizzato da Mussolini. Queste squadre praticamente erano delle squadre paramilitari armate che avevano come scopo quello di intimidire e di reprimere violentemente gli avversari politici, soprattutto quelli dei quadri degli operai. E i primi di questi atti criminali si tennero a Milano già dal 1919. Ad uno squadrismo però cittadino si univa anche un importantissimo squadrismo agrario. Per la marcia su Roma, furono organizzati i 4 gerarchi a capo della marcia su Roma, il cosiddetto quadriumvirato, composto dal più giovane Italo Balbo al più anziano Enrico De Boni, per età. Oltre a questi due vi erano anche Michele Bianchi ed Emilio De Bono. Essi instaurarono il quartier generale della marcia su Roma a Perugia, ma già dal 24 a Napoli, in occasione della celebrazione di un congresso appunto fascista, del congresso nazionale fascista, ove parteciparono ufficialmente 15.000 fascisti, ma per la stampa e per il partito ben 40.000 camicie nere. A seguire il congresso fascista iniziarono ad diverse città d'Italia l'assalto alle prefetture, e diverse delle quali furono anche occupate dalle camicie nere. Sintanto che praticamente il 28 mattina all'alba partirono 20.000 camicie nere, tendenzialmente dal Volturno, da Tivoli e da altri paesi vicino Roma, tipo Santa Marinella, Monterotondo ed altri ancora. Roma era presidiata da 28.400 soldati armati, pronti ad accogliere, eventualmente anche con l'uso delle armi, questo lungo corteo fascista. Ma invece nulla si mosse, perché alle 6 del mattino il governo di Luigi Facta procedeva a stilare un decreto che proclamava lo stato d'assedio. Ma il re Vittorio Emanuele III, alle ore 8:30, decise di non firmarlo. Automaticamente Luigi Facta rassegnò le sue dimissioni ed immediatamente fu nominato Antonio Salandra. Si vociferava, si parlava di un governo a 2 Salandra-Mussolini, che oltretutto era molto ben visto dalle gerarchie del capitale e quindi dall'alta finanza. Il quadriumvirato rispose con voce unanime: assolutamente no. Le proteste cesseranno soltanto con Mussolini al potere.
Questi erano tutti gli antefatti. A quel punto il re convocò con un telegramma Mussolini, il quale non era, come sappiamo, a capo della rivolta della marcia su Roma e non era neanche a Roma, bensì era nella lontanissima Milano, quasi pronto, eventualmente, se le cose fossero andate male, per evitare gli arresti magari a riparare nella vicina Svizzera. Comunque, questo non accadde perché il re lo chiamò e addirittura quando il re incontrò Mussolini lo trattò come se fosse un salvatore della patria e Mussolini disse al re quando lo incontrò: Maestà, vi porto l'Italia di Vittorio Veneto. Ed è così che praticamente Mussolini ottenne l'incarico di primo ministro e coinvolse nel primo governo Mussolini anche i nazionalisti, i democratici, i popolari ed i liberali. Poteva fare il governo di soli fascisti, ma non lo fece. Mussolini aveva 39 anni quando divenne primo ministro. Egli si insediò alla Camera dei Deputati ed il 16 novembre, dove tenne il suo discorso, che passò alla storia come il discorso del bivacco. Egli ebbe a dire queste testuali parole: avrei potuto fare qualcosa, avrei potuto fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli. Potevo sprangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente di fascisti. Potevo, ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto. Questo fu il discorso. Potevo, ripeto, in questo primo tempo, ma non ho voluto. Ed è così che il fascismo praticamente era ufficialmente cominciato. Ed è così che per 20 anni, diciamo, il fascismo ha imperato in Italia. Grazie.